amici del territorio, ben ritrovati, siamo tornati a Fara di Soligo e siamo ai mercatini prenatalizi che quest'anno la Proloco ha organizzato a metà novembre. Con noi abbiamo la neopresidente della Proloco, Ornella Martinotto. Ben ritrovata Ornella, è un piacere grandissimo essere partecipi qui a questo bellissimo mercatino che è un grande successo, quello alle nostre spalle. Se vede la gente sta ridando. Grazie anche a te per questo invito, per esserci, per questa che è anche un'opportunità anche per insomma farci conoscere, e ciao a tutti voi che ci state ascoltando e vedendo. Che dire, quanti artigiani ci sono oggi qui, Ornella? Allora, sono una ventina di bancarelle, poi ci sono vari laboratori, il laboratorio di ghirlande che è stato sicuramente un successo, il laboratorio delle ghirlande dove ognuno dei partecipanti realizza la propria ghirlanda in vista proprio delle feste natalizie. Il laboratorio per i bambini, sempre facendo riferimento alla stagione, il laboratorio è a San Martino, che è appunto la ricorrenza di questi giorni, il santo che appunto si festeggia in questi giorni, che comunque è un santo importante nel nostro locale, appunto con il mais, le zucche, le patate. Spaventami, ma fammi sciadà, credo davvero di perdere tempo, lo sgomento mi è brutto. Un altro laboratorio che non possiamo dimenticare è l'artista delle maxi bolle. I bambini sono divertiti un sacco e stanno continuando appunto a divertirsi a giocare con il mago delle bolle. Ornella, poco fa hai giustamente nominato prodotti del territorio. Nella continuità della vecchia Proloco, anche la nuova Proloco promuove i prodotti tipici del territorio. Sì, allora questo mercatino infatti vuole essere una anche dimostrazione, infatti tutti i partecipanti sono hanno prodotti non solo del territorio, ma dei prodotti autentici. Cerchiamo appunto di promuovere questo, i prodotti autentici del territorio, sani e anche a livello di artigianato, con tutte le nostre artiste, le nostre, con le loro varie abilità. E ora lo sento davvero, non che prima avessi finto, però quasi ci speravo. Disperavo ma era scena, anche se il motivo era vago. Ora non ne ho nemmeno uno. Un ringraziamento a tutti i volontari. Sicuramente, perché non ci sarebbe, non potrebbe esistere una Proloco se non ci fossero, io sono qui adesso ma vorrei ci fossero anche tutti gli altri, perché è comunque un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo, a partire da tutti i soci, gli associati Proloco, poi anche i collaboratori che poi sono comunque tesserati, e anche se non sono nel direttivo e non sono comunque parte attiva in tutto quello che si fa, e quello importante. Got some blues, non è colpa di nessuno. Tu volevi fare anche un appello ai giovani di Fara di Soligo per avvicinarsi alla Proloco. Allora, un appello, noi diciamo siamo, e di questo sono, insomma, per me è un punto di forza, siamo un gruppo molto variegato, dobbiamo dire così, cioè di tante età, le persone di tante età e con tante abilità e tanti interessi, e questo ci dà modo appunto di poterci sperimentare in varie situazioni. Infatti se noi guardiamo, vediamo in tutte le nostre attività c'è abbastanza diversità. Siamo partiti da un mercatino da riuso al calcio saponato, che è stato un torneo estivo proprio con molta partecipazione dei giovani.
Poi attività per i bambini, torno indietro che avevo dimenticato la caccia alle uova. Adesso con questo mercatino dei prodotti locali, poi andremo per fine anno con tutte le festività natalizie. E quindi adesso invitiamo, ormai il mercatino è finito, però hai 2 secondi davanti alle telecamere per invitare i telespettatori a venire a fare il seguito per il periodo natalizio. Sì, e soprattutto non dimenticare mai il significato della parola proloco, vuol dire che è un po' un nome che ci siamo dati dall'inizio, che è per il logo. Tutto quello che facciamo è proprio con questo fine, questa motivazione. E c'è spazio per tutti. Solo unendo le forze, sembra una frase fatta, però non è così. Unendo le forze anche tra altre associazioni e quant'altro si può aspirare a fare sempre meglio, insomma, e anche magari in maniera più semplice, per meno fatica. Ah, colpa è di chi sta suonando. Tenga blues, non è colpa. Ornella, noi ti ringraziamo di questo invito. Intanto, come avete capito, venite qui a Fara di Soligo. Se non volete per forza, ma almeno una volta provateci a fare il volontario, venite a vivere l'esperienza del luogo, perché questo è la forza motrice che aiuta tanti volontari ad andare avanti ed offrirvi sempre più manifestazioni ricche per voi. Quindi Ornella e tutto il suo gruppo vi aspettano, noi ci vediamo alla prossima puntata e vi auguriamo una buona giornata. Non è colpa di nessuno.